presentiamo i nostri ospiti musicali di questa settimana. Acqua di mare, magica e profonda, spaventi fuori se diventi un'onda. Fai come fece un dì l'amore mio, la riva baci e poi le dai l'addio. Acqua di mare, a tutti i naviganti fai timore. Tu sola puoi donar l'oblio, so che il tuo abbraccio mi può sanare. Acqua di mare, acqua di mare. Tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, di luce d'amore. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma mai sfiorirà la loro beltà. Sono tutte belle le mamme del mondo, ma sopra tutte più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo e sei la mamma dei bimbi miei. Se l'ape cerca il fiume, se il fiume cerca il mare, anch'io cercavo solo te per annullarmi in te, anch'io amare un'altra dopo te non è possibile. Chi ti comprende come me forse non c'è. No, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai, io vivo del tuo amore, tu lo sai. Amare un'altra dopo te non è possibile. Marsina color ciclamino veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogin. Passeggiando per la via le cantavo il mio dolce amor, Gigogin speranza mia, coi baci mi rubi il cuore. Passeggiando per la via le cantavo il mio dolce amor, Gigogin speranza mia, coi baci mi rubi il cuore. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina. Che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi fare? Che cosa ci vuoi Giorgio Consolini, Carla Boni, Nilla Pizzi, Gina Latilla, tutta la settimana Evviva! con noi. Evviva, evviva, evviva. Grazie, grazie. Bentornati. Buongiorno. È sempre un piacere ritrovarvi.
Grazie. uguali le voci, tutto perfetto, la professionalità, insomma, è veramente un piacere. Non siamo cambiati molto. No, per niente. Dall'anno scorso. Dall'anno scorso, da quando... Qualcuno è calato duetti, qualcuno è cresciuto duetti. Vabbè, ma sono quei duetti che comunque stanno bene, non fanno il dimagramento quello che preoccupa, invece no, proprio belli, belli. Bene. Allora, lo sapete che questa settimana è tutta dedicata a Sanremo, anche forse di più del passato, perché di quello attuale ne parleranno tutte le trasmissioni. certo. Invece noi cerchiamo di parlare di cosa c'era dietro una vittoria, forse, perché magari legato all'episodio di felicità, di un terzo posto, di un secondo, di un primo, c'era magari qualche cosa di intimo che non funzionava, oppure un piccolo pettegolezzo, non lo so. Chi Di parla oggi personale. del suo Guarda, Sanremo? abbiamo fatto ordine alfabetico. CB Allora? comincio io. CB, bene. Allora, Carla io Boni. il mio primo festival, prime emozioni grandissime, 2 abiti comperati 250.000 lire l'uno, io pochi soldini in tasca, la Rai 1.800 lire al giorno, lo sai, ecco, questa è una cosa che non Sì. sanno. Va Non bene. sanno. Le mie colleghe cambiavano vestito ogni sera, io ne avevo solo 2, le mie canzoni sono entrate in finale. Allora, davanti al casinò c'era una boutique grandissima. Mi sono presentata alla proprietaria, signora, buongiorno, io sono una nuova cantante di Sanremo. Ah sì? Che cosa ha cantato ieri sera? Beh, Viale d'autunno, Acque amare. Niente. Mi piace la sua voce. Davvero, signora? Mi presta un vestito? Allora la signora mi ha prestato un vestito bianco che Mastelloni ha fatto vedere prima. Ah, sì, con sì. tutte le foglie Quella che abbiamo verdi. visto nel filmato. Sì. Sì. La canzone Viale d'autunno ha vinto, quindi ho reso alla signora il vestito con tanti fiori e tanti ringraziamenti. Grazie a Carla Boni e ci ritroviamo domani con quelli di Sanremo e Donna Cristo